Il professor Nicola Ferrari questa sera ci parla di un autore di grandissima importanza, Elias Canetti, che nel 1981 ha anche avuto il Nobel per la letteratura. Scrittore certamente non semplice, scrittore esclusivamente in tedesco, perché se ho letto bene ha scelto questa lingua come la sua lingua personale e letteraria, e autore di credo due volumi, due monografie, come si può dire, Unsichtbar lei lo chiama, ma comunque è Auto da Fé, che ho capito bene, traduzione però dell'accecamento, in realtà, vero, il titolo in tedesco è Massa e Potere, per cui credo che sia conosciuto a molti. Il professor Nicola Ferrari insegna letterature comparate all'Università di Genova e fa parte della redazione di una rivista chiamata Trasparenze e ha curato vari testi per la casa editrice San Marco dei Giustiniani. Credo che sarà davvero di grande interesse ascoltare ciò che ci dirà su questo autore così importante e allo stesso tempo direi complesso. Grazie molte. Buongiorno a tutte e a tutti. Va bene. Vado un po' in giù. Scriveva Elias Canetti in un appunto del 1965, vorrei cominciare proprio dall'inizio. E poi si chiedeva, ma dov'è l'inizio? Ecco, questa domanda sul dov'è l'inizio, che per Canetti è una questione di dimensione, di definizione della sua scrittura e della sua esperienza estetica, è, come si diceva prima, una dimensione essenziale di quello che è il problema Canetti, cioè di chi sia Elias Canetti. Elias Canetti è un autore del quale è molto difficile trovare l'inizio, è un autore molto difficilmente catalogabile tra le tipologie. Non è certamente l'autore di un'opera sola, come potrebbe essere Proust, l'autore che per tutta la vita costruisce una sola opera. Non è propriamente neanche un autore di tante opere, diciamo tante opere diverse, come potrebbe essere Goethe o Thomas Mann, che ognuna delle sue opere, ognuna delle opere di questi grandi autori definisce una sorta di costruzione autonoma e di modalità di intendere la propria dimensione, perché una delle specificità di Canetti è quella di essere una sorta di autore di prime opere, cioè lui ha lavorato su generi letterari, esaurendoli in uno o pochi esemplari e pochi esemplari in più. E altro elemento, oltre a quello di cui si parlava prima, della lingua, cioè di una lingua che viene scelta e non viene subita, e di una lingua che viene scelta tra le più difficili. Canetti scriveva: ho scelto il tedesco, voglio il tedesco, ebreo sefardita, come il nome stesso indica, appartenente alle migrazioni, alle grandi migrazioni, alla grande avventura delle migrazioni culturali europee della cultura ebraica, attraverso praticamente nella sua giovinezza tutta l'Europa, passa dalla Bulgaria all'Inghilterra, poi Germania, morirà in Svizzera. La scelta del tedesco, dice Canetti, è dovuta al fatto che è una scelta di una lingua che in qualche modo lui sente sempre come altra, è una lingua nella quale lui sente una presenza di qualche cosa che non si riduce nella lingua stessa. Poi tornerò su questo concetto. Dicevo, l'aspetto interessante delle prime opere è che in questa lingua, che è una lingua scelta e non subita, propone delle sorti di modelli di testi, il cui primo è quello più facilmente riconducibile a un genere centrale, come il romanzo di Blendung, Auto da Fé. Anche qui è interessante che abbia due titoli diversi, perché Auto da Fé non è la traduzione in italiano di Blendung, ma è la traduzione, o meglio il recupero di un titolo che lui aveva dato all'edizione inglese.
Die Blendung è un altro titolo meraviglioso, perché c'è all'interno di questa parola sia l'idea di accecamento sia l'idea di bagliore, di luce, quindi è un titolo fortemente evocativo che in questo senso rimanda all'idea di auto da fé, quindi all'idea di rogo e quindi all'idea di una sorta di fuoco sacrificale. Questa è la prima opera ed è un romanzo progettato all'interno di un ciclo di 8 romanzi, potenzialmente quindi una grande comédie humaine, diceva Canetti, una comédie humaine dei folli, che non vedrà mai la luce perché lui riesce a condensare tutte le linee di rifrazione dell'idea di romanzo semplicemente nel suo primo testo, che è un testo, e questa è un'altra specificità della figura da cui è difficile iniziare, per l'aspetto al quale è difficile trovare un inizio di Canetti, è una figura di lunghissima durata, attraversa tutto il secolo con una sovrapponibilità di fatto della sua esperienza biografica alla vita del secolo XX, che è significativamente vicina solo a quello di Calderón, che riassume nei suoi termini di inizio e fine della vita tutto il Seicento. Canetti attraversa tutto il Novecento e lavora con un'uscita molto, molto, molto giovanile, perché ha poco più di 25 anni quando scrive il suo romanzo, che rimarrà, come dicevo, l'ultimo, e si permette dei tempi di gestazione completamente inimmaginabili, diciamo così, rispetto ad altri autori, perché l'altra grande opera che lei citava, Massa e Potere, durerà circa 30 anni di scrittura e di ricerca, ed è di nuovo un testo che non ha niente a che fare con un romanzo, è uno dei suoi oggetti letterari non definiti, è un saggio, certamente un saggio, è un saggio che ha a che fare con antropologia, è un saggio che ha a che fare con letture etnografiche sconfinate, ma di per sé ha una fortissima componente narrativa, ha una fortissima componente finzionale, diciamo così, nel modo in cui elabora i concetti, cioè lavora sui concetti in qualche modo come se fossero figure di romanzo. Poi ci sono 3 testi teatrali, il primo di nuovo molto, molto, molto giovanile, che è Le Nozze, e anche questo che avrà una gestazione, un'attesa lunghissima, e verrà rappresentato poi di nuovo 40 anni dopo la sua stesura, La Commedia delle Vanità, e poi Vite a termine. Poi, dopo il Nobel, altro grande inizio. Il Canetti ultra settantenne, ottantenne, inizia a costruire un nuovo capitolo, un nuovo genere, quindi è una nuova opera prima. Ognuno di questi è un'opera prima il romanzo, è un'opera prima il testo teatrale, e il modo in cui è primo rispetto a lui, ma idealmente è primo anche rispetto a qualsiasi forma di tradizione. È un tentativo di rinnovare il genere teatrale, è un genere che ha certamente molti legami, ma ha una specificità assolutamente sua personale. Lo stesso il Massa e Potere, e lo stesso discorso vale per la trilogia autobiografica. Sono 3 testi che sono forse uno dei più meravigliosi modi di raccontare il Novecento, che sono i titoli valgono già quasi un'opera, sono La lingua salvata. Il secondo testo ha un titolo in italiano che è fortemente deformante, perché in italiano è il frutto del fuoco, mentre il titolo originale è Die Fackel im Ohr, che è un gioco di parole che in italiano non suona, perché Fackel vuol dire fiaccola, sarebbe la fiaccola nell'orecchio, ma la fiaccola, come certamente saprete, era la rivista di Karl Kraus. Quindi in realtà c'è certamente l'idea di nuovo di questo fuoco che divaga, ma è il riferimento a un elemento fortemente connotato della sua esperienza di formazione. E poi il gioco degli occhi. Questa autobiografia funziona nello stesso tempo come una sorta di grande romanzo di formazione. È un grande romanzo di formazione, ma in cui il romanzo di formazione non funziona come un romanzo di formazione individuale, ma un romanzo di formazione generazionale. Si potrebbe dire immaginare di considerarlo come una sorta di romanzo di formazione di un'epoca, romanzo di formazione non solo di una generazione, ma veramente di un tempo che è il grande tempo del Novecento, la grande dolorosa e affascinante avventura del Novecento tra la prima guerra mondiale e ieri praticamente.
In questo complesso lavoro che ha impegnato Elias Canetti in relazione alle forme c'è anche, sempre parlando della sua complessità, una strana relazione con la fama, con il successo, con il fatto della riuscita letteraria, che di nuovo ha a che fare con questa volontà di togliersi dal ritmo della produzione editoriale accettabile. 30 anni per la pubblicazione di un libro è chiaramente qualcosa che esce fuori da qualunque dimensione e accademica e editoriale. Dicevo che però ha una relazione complessa con la celebrità, perché da un lato c'è chiaramente una sorta di complesso di Kafka, cioè l'idea meravigliosa che la celebrità sia qualcosa che fa molto male e che meno si è celebri, meno persone ti conoscono, più tu hai la libertà di poter scrivere, di poter sperimentare. E questo è un pensiero che ritorna continuamente. La fama è, scrive Canetti, la peggior punizione che possa capitare a uno scrittore o a un intellettuale. È vero però che da un lato l'insistenza con cui ritorna su questo tema e dall'altro il pieno godimento, insomma, del titolo del premio Nobel ricevuto negli anni '80 rendono di nuovo anche questo aspetto molto contraddittorio nella sua presenza. L'ultima grande genere su cui lui lavora, e che in realtà è un genere che dura tutta la vita, è quello degli appunti. E questo è veramente un genere, una forma che in qualche modo inventa, perché il genere degli appunti di Canetti, che ha dato origine a moltissime pubblicazioni, in due modi molto interessanti e molto diversi, cioè una serie di raccolte con titoli anche questi veramente meravigliosi, Il cuore segreto dell'orologio, La tortura delle mosche, La rapidità dello spirito, Un regno di matite, titoli che come tutti i titoli di Canetti valgono quasi l'opera. Sono delle raccolte che lui sceglie, che hanno come punto di riferimento semplicemente gli anni, cioè sono annuari, e lui trasceglie dalle enorme mole di pagine dedicate all'osservazione del mondo tutto quello che è più significativo per lui in un determinato periodo della sua vita. Lui diceva: ho iniziato a scrivere questi appunti obbligato dalla coazione, dal problema di dedicare 30 anni a un libro come Massa e Potere. Avevo bisogno di una sorta di valvola di sfogo, e quindi tanto è concentrato questo lungo lavoro dei 30 anni per Massa e Potere, e tanto avevo bisogno di qualche cosa che mi permettesse di uscire, che mi permettesse di continuare questo lavoro senza smettere, e gli appunti sono questo. E quindi questa congerie assolutamente disordinata, non solo per temi, perché gli appunti sono legati ai temi centrali di Canetti, ma senza alcuna regolarità, senza alcuna strutturazione interna, ma anche alla forma, perché questi appunti vanno dall'aforisma. Canetti è un grande scrittore di aforismi, è una persona capace di racchiudere una battuta, di racchiudere un mondo in una battuta, ma possono essere abbozzi di romanzo, possono essere piccoli racconti, possono essere recensioni di testi, possono essere analisi critiche di opere, possono essere riflessioni e spunti biografici. In una modalità di raccolta questi elementi vengono messi tutti insieme in un coacervo, in una struttura in cui quello che conta è la diversità e la continua erranza del pensiero e della scrittura. Nello stesso tempo sono state fatte altre raccolte, per esempio l'ultima che è uscita è il libro contro la morte, che era il grande sogno dell'ultima opera mai scritta. Elias Canetti è uno dei grandi scrittori del Novecento di opere non scritte. Molta parte i suoi appunti considerati come opera possono essere secondo me molto vicini al libro del Desassosego di Pessoa, per esempio, no? Hanno la stessa idea di un qualche cosa che
che continuamente può essere rifatto, che continuamente può essere riscritto. Il libro contro la morte è di fatto, riprende gran parte dei materiali che sono già stati pubblicati negli appunti e quindi in maniera trasversale, e li unisce invece da un punto di vista tematico. Quindi è possibile leggere questa struttura metamorfica e mobile e metamorfica attraverso griglie totalmente differenti, cioè permettono dei percorsi molto differenziati, percorsi che sono dei percorsi addirittura editoriali, ma certamente individuali. È un tipo di forma aperta all'interno della quale è possibile muoversi, è possibile costruire nuove relazioni, e questo è un punto centrale, tanto che una delle esperienze più significative probabilmente del teatro contemporaneo, come Heiner Goebbels, che è un regista, compositore, uomo di teatro molto, molto legato a nuovi paradigmi della concezione stessa del teatro, di che cosa significhi la rappresentazione, una rappresentazione non narrativa, non puramente mimetica. Ha dedicato a Canetti uno dei suoi spettacoli più importanti, che si chiama Eratiatiaka. Eratiatiaka è una parola che Canetti cita dalla popolazione degli Ananda, e vuol dire, è uno degli appunti, anelare con tutta la forza qualche cosa che è andato perduto. Ecco, un autore come Goebbels trasforma e pensa, ritorneremo in conclusione su questo discorso, che quella degli appunti non sia un'accidentalità, non sia un semplice accadimento, un semplice deposito di qualche cosa che sta altrove, ma sia un ripensamento e una nuova dimensione di un elemento formale che si costruisce per relazioni incongrue, per relazioni improvvise, per relazioni di scarto e non per relazioni di necessità, non relazioni, diciamo così, aristoteliche. Allora, in questa complessità della figura, dicevo, è difficile trovare un inizio, bisogna iniziare dall'inizio, ma l'inizio non c'è, o l'inizio dov'è? Allora io ho provato, come esperimento di gioco per parlare con voi, di cercare di utilizzare come filo per muoverci nel labirinto, per muoverci nell'universo Canetti, l'elemento della musica. Questo è il tema della relazione tra l'invisibilità, cioè l'eliminazione o la sottomissione dell'elemento visivo, che è l'elemento predominante della nostra cultura, della cultura in cui Canetti si muove, a una dimensione che invece è quella dell'ascolto, e quindi principalmente legata a un'esperienza del musicale. L'esperienza del musicale ovviamente è un'esperienza centrale per Canetti. Dico ovviamente perché gran parte della vita di Canetti si è svolta a Vienna, si è svolta in Austria, e quindi in uno dei luoghi in cui nella prima metà del Novecento si sono definiti alcuni tra i più interessanti e importanti paradigmi del comporre della composizione musicale. La musica, dice Canetti, è la misura della capienza dell'uomo. La musica è ciò che definisce quanto l'uomo può accogliere e che cosa l'uomo può accogliere. L'esperienza musicale di Canetti è primariamente, diciamo così, una esperienza, come molti degli aspetti della vita di Canetti, di conoscenze. Cioè Canetti, e per questa la sua autobiografia è davvero romanzo di formazione di un mondo, ha avuto la possibilità di conoscere direttamente e di raccontarci alcuni tra i grandi interpreti della cultura europea tra le due guerre, e di conseguenza anche della musica. Uno dei ritratti più belli è in realtà un ritratto doppio, ed è il ritratto di Alban Berg. Alban Berg è stato
ha ricevuto in lettura Auto da Fé di Blendung e scriverà, e cosa che commuoverà moltissimo, profondamente Canetti, che riceverà tantissime porte in faccia, e di queste porte in faccia sarà molto fiero, molte reazioni problematiche, la reazione per esempio di Joyce, che ha una lettura di una delle commedie di Thomas Mann, una delle commedie di Elias Canetti, e la commedia della vanità, risponderà piccato con una battuta abbastanza crudele a Thomas Mann, che non risponderà al primo invio del manoscritto di Blendung perché troppo lungo e impossibilitato quindi a leggerlo, a Robert Musil, che dopo un iniziale entusiasmo per la scrittura di Canetti si offenderà e di fatto non gli rivolgerà praticamente più la parola, perché Canetti si era lasciato sfuggire che in realtà anche Thomas Mann gli aveva scritto una lettera, cosa che offende Musil in una maniera inaccettabile. Il pensiero che Canetti avesse potuto dare sia a lui, Musil, che a Thomas Mann lo stesso testo lo rende ogni possibilità di rapporto impossibile e vietata. Che cosa succede però? Succede che Alban Berg, e sono gli ultimi giorni prima della morte, riceve questo enorme testo, un testo anche molto complesso, molto poco affabile, sia per modalità di scrittura che per contenuti, e lo legge. Sarà l'ultimo testo che leggerà poco prima di morire, e gli scriverà una lettera molto toccante e molto bella, di cui Alban Berg, di cui Canetti si ricorderà per sempre, e dedicherà ad Alban Berg non solo un meraviglioso ritratto vi leggo l'inizio, della sua persona, del suo modo di fare. L'ultima volta l'ho visto al Café Museo poche settimane prima della sua morte. Fu un breve incontro notturno dopo un concerto. Io lo ringraziai di una sua bellissima lettera. Lui mi domandò se qualcuno aveva già recensito il mio libro. Gli dissi che era ancora troppo presto, ma lui non sembrava d'accordo ed era pieno di sollecitudine verso di me. Senza dirlo espressamente voleva avvertirmi di un pericolo a cui dovevo prepararmi. Era in pericolo lui stesso e tuttavia voleva proteggermi. Sentivo il calore che aveva per me sin dal nostro primo incontro. Ma che cosa può succedere di tanto grave? Gli disse quando si è ricevuto una lettera come la sua. Si schermì, sebbene fosse contento di quel che dicevo. A sentire lei sembrerebbe che la lettera gliel'abbia scritta Schoenberg, disse, ma è soltanto una lettera mia. E questo è uno dei tratti di questo grande signore della musica che era Alban Berg. Il ritratto poi ha una sorta di coda meravigliosa. Molti anni dopo incontrerà la vedova di Alban Berg, la quale nella narrazione di Elias Canetti continua a vivere come se il marito fosse vivo, come se ne sentisse la voce, come se continuasse a percepirne la voce, e in ogni risposta che dà a Canetti parla sempre al plurale, raccontando quello che il marito le avrebbe appena detto. Oltre ad Alban Berg c'è una meravigliosa descrizione di Zemlinsky, che era il cognato di Alban Berg, in uno dei passaggi più interessanti del Frutto del fuoco, in cui descrive il tram numero 17 di Vienna e come a ogni fermata salgano intellettuali e grandi figure, quindi c'è la salita di Zemlinsky, c'è la salita di Musil, ognuno di questi personaggi entra sul tram e viene raccontato, viene descritto, diventa una figura del romanzo. E poi c'è ovviamente Scherchen, il grande direttore d'orchestra, con il quale invece non sarà per niente benevolo, e al quale dedicherà, oltre a un ritratto abbastanza ingeneroso, considerando il fatto che Scherchen cercherà di aiutare molto Canetti, gli dedicherà un meraviglioso passaggio del Testimone auricolare, che è un libro minore, una sorta di riscrittura di Teofrasto in caratteri surreali inventati da
da Canetti, e soprattutto uno dei capitoli più interessanti di Massa e Potere, perché una delle teorie nella teorizzazione sul potere di Elias Canetti, il direttore d'orchestra assume la funzione dell'emblema di che cos'è il potere e della relazione tra potere e massa. Quindi sono 4 pagine fondamentali della cultura del Novecento, nelle quali viene descritto, c'è una sorta di fenomenologia del direttore d'orchestra inteso come figura di quello che è il potere e della relazione tra potere e massa. Tutto questo lavoro, questa vicinanza con la musica, vicinanza biografica, quindi vicinanza con i musicisti, conoscenza di quello che è stata la grande avventura della musica, delle avanguardie, delle prime avanguardie del Novecento, e che arriva fino alla fine. Tra gli ultimi appunti c'è la citazione di una frase di Stockhausen, tanto per dire che il Canetti ultra ottantenne era ancora inteso e intenzionato ad ascoltare, a capire che cosa fosse la musica. Produce una serie di aforismi, una serie di riflessioni su che cos'è la musica e su qual è in particolare la relazione tra la musica e le parole, con una certa ambiguità di fondo. Vi leggo 2 elementi che sono uno il contrario, apparentemente uno il contrario dell'altro. Nel primo siamo nel 42, scrive: la musica è la migliore consolazione già per il fatto che non crea nuove parole. Anche quando accompagna delle parole, la sua magia prevale ed elimina il pericolo delle parole, ma il suo stato più puro è quando risuona da sola. Le si crede senza riserve, poiché ciò che afferma riguarda i sentimenti. Il suo fluire è più libero di qualsiasi altra cosa che sembri umanamente possibile, e questa libertà redime. Quanto più fruttamente la terra si popola, quanto più meccanico diventa il modo di vivere, tanto più indispensabile deve diventare la musica. Verrà un giorno in cui essa soltanto permetterà di sfuggire alle strette maglie delle funzioni, e conservarla come possente e intatto serbatoio di libertà dovrà essere il compito più importante della vita intellettuale futura. La musica è la vera storia vivente dell'umanità, di cui altrimenti possediamo solo parti morte. Non c'è bisogno di attingervi, perché esiste già da sempre in noi, e basta semplicemente ascoltare, perché altrimenti si studia invano. A questa affermazione diciamo, trionfante sull'importanza della musica come elemento, appunto, che come diciamo prima è la misura di capienza dell'umanità, è il modo in cui è un'esperienza più forte dell'esperienza della parola, è un'esperienza che non solo è capace di reinventare la parola, ma diventa a sua volta una parola ancora più interessante quando è senza parola. Nel 1977 invece scrive: nella musica nuotano le parole che di solito camminano. Io amo l'andatura delle parole, le loro strade, le loro fermate, le loro stazioni. Diffido del loro scorrere. Allora, in questi 30 anni, ma non vorrei avervi dato l'impressione che si tratti di una maturazione. Il tempo della riflessione di Canetti non ha un vero e proprio sviluppo, ha una forma di spirale, per cui gli elementi, le riflessioni tendono a tornare su se stesse, a guardare il fenomeno da punti di vista differenti, più che creare una possibile interpretazione da un'adesione iniziale a un discorso musicale verso invece una paura, una certa difficoltà nel reagire alle possibili seduzioni di un discorso musicale più debole e più corrivo in senso proprio di quello che permettono le parole, che permette la lentezza e l'apprensività e la capacità di prendere e di apprendere che le parole danno. Dicevo che non è in realtà una contraddizione, perché il cuore dell'esperienza musicale in realtà di Canetti è un'esperienza musicale che ha a che fare con le parole e ha a che fare con la dimensione che citavo inizialmente, che è la dimensione dell'ascolto. La musica che è interessante per Canetti è la parola.
Quindi quando lui parla di questa musica che è oltre le parole, in realtà lui si sta riferendo e sta pensando alla musica che è nelle parole. Nel 47 scrive che nessuno ha ancora udito le vere parole, le parole per le quali si sta in ascolto, che tutti ascoltano e aspettano queste parole che sarebbero le uniche vere. E quando uno le avrà udite una volta, e questa è una frase secondo me bellissima, è veramente una figura di Canetti, le sue orecchie si trasformeranno in ali e quelle degli altri dopo le sue. Ecco, l'idea che attraverso la dimensione dell'ascolto le orecchie possano diventare ali, possano diventare movimento di reale conoscenza, è la cifra principale di quello che Canetti immagina possa essere la sua concezione, quello che Canetti definisca come sua concezione del musicale. La musica si concepisce in Canetti come esperienza di ascolto. L'esperienza di ascolto vuol dire esperienza di conoscenza. Non a caso uno dei grandi temi trasversali, dei temi mobili su cui Canetti continua a tornare è quello della cecità e il problema del non vedere, che cosa possa voler dire non vedere. E questo di nuovo si apre in una veramente interessante e abbastanza sconvolgente nella sua opera fenomenologia dell'ascolto, cioè tra le linee che tengono insieme i suoi testi, una tra le più interessanti e una delle più significative, quelle di cui possiamo discutere insieme, che posso indicare come possibile modo di lettura, è quello di un'attenzione alla superficie acustica del mondo, che vuol dire che la scrittura si impegna a trasformare in parole quello che è il suono del mondo, quelli che sono i suoni del mondo. In uno degli appunti che si chiama Conferenza di un cieco del 47, raccolto nella provincia degli uomini, racconta che cosa può essere secondo lui un cieco e qual è in qualche modo può essere la sua paradossale superiorità rispetto a chi vede. Rispetto a quelli che vedono, il cieco ha un divertimento in più, può udire varie conversazioni simultaneamente e sottrarvi ciò che più lo diverte. Quelli che vedono, siccome rivolgono gli occhi sulla persona su cui stanno parlando, non sono in grado, gli dice, di ascoltare al tempo stesso altri discorsi che si svolgono accanto a loro o dietro di loro. Ora, questa esperienza dell'ascolto come un'esperienza plurima, un'esperienza che arriva da luoghi diversi, un'esperienza che è più forte della concentrazione, è una degli elementi che torna in tutte le diverse opere. Allora, quello che diciamo, da un lato la dispersione estrema, dall'altro questa forma di dispersione attraverso i generi, attraverso le qualità di scrittura, di cui gli appunti sono una sorta di mise in abîme, una sorta di frattale, no? Nel senso tutta questa modalità di scritture diverse negli appunti è condensata e rappresentata nella sua totalità. Uno degli elementi è questa capacità di ascoltare il mondo, di descrivere il mondo e di trasformare questi elementi di ascolto del mondo, della superficie sonora del mondo, in elementi strutturali. Si può pensare nelle nozze, nella commedia delle nozze, l'elemento presente di un'orchestra che non è mai visibile ma è sempre ascoltata è uno degli elementi drammaturgici che contribuisce alla costruzione del pezzo. In Auto da Fè abbiamo una serie di tipologie che permettono, attraverso la descrizione del suono, di trasformare uno spazio fisico in uno spazio simbolico. In particolare una delle grandi dicotomie sulla quale tornerò del romanzo, la biblioteca come luogo chiuso, come luogo della concentrazione, rispetto alla città come luogo della dispersione, come luogo del caos, il luogo dell'individuo rispetto al luogo della massa, è principalmente raccontata in termini sonori. La biblioteca è il luogo del silenzio, è il luogo dei tappeti, è il luogo in cui i piedi non fanno rumore mentre camminano, ma è anche il luogo in cui questo silenzio permette alle voci dei libri, nel delirio di Peter Keane, il grande uomo dei libri, il protagonista del romanzo, di ascoltare e di sentire voci. Fuori invece
lo strepito, le bande, i rumori della città sono l'elemento che non permette di sentire di non sentire quello che Keane vorrebbe sentire. C'è un racconto, e con questo concludo questa prima parte rispetto alla fenomenologia, è un racconto bellissimo di uno dei testi che non ho citato e che è un altro genere letterario, quello del racconto di viaggio, che è Le voci di Marrakesh. Der Unsichtbar, l'invisibile, è l'ultimo racconto, e vi voglio, se posso, vorrei leggervi almeno un frammento, perché di nuovo è una dimensione totalmente acustica, già dal titolo, l'invisibile, ciò che non si vede, e ciò che non si vede è ciò che si sente. All'ora del crepuscolo mi recavo nella grande piazza centrale della città e non vi cercavo i suoi 1000 colori e la sua vivacità a me ben familiari. Cercavo un piccolo fagotto scuro per terra che non era fatto neppure di una voce, ma di un unico suono. Era un profondo, lungo, ronzante, non diminuiva, non aumentava, però non cessava mai ed era sempre percepibile dietro i richiami e le grida innumerevoli di quella piazza. Era il più immutabile suono della Gema el-Fna, un suono che rimaneva sempre uguale nel corso di tutta una sera e da una sera all'altra. Già da lontano stavo in ascolto, mi spingeva un'inquietudine di cui non so dare alcuna spiegazione appropriata. Sarei andato in ogni caso sulla piazza, ero attratto da moltissime cose e mai dubitai che lo avrei ritrovato, insieme a tutto ciò che adesso si collegava. Solo nei confronti di questa voce, che era stata ridotta a un unico suono, io provavo qualcosa di simile all'angoscia. Era una voce al limite del vivente. La vita che produceva era fatta soltanto di questo suono. Io stavo in ascolto con avidità e con timore e lungo il tragitto raggiungevo un punto, sempre lo stesso, dove a un tratto lo sentivo, simile al ronzio di un insetto. Il testo va avanti in questa descrizione in cui l'elemento sonoro è tutta la realtà di questo strano oggetto, vivente, non vivente, sospeso tra ciò che è vivo e ciò che non è vivo, tra ciò che desidera e ciò che invece non desidera, tra ciò che è totalmente passivo e ciò che è totalmente attivo, un'esistenza che si condensa in quella stessa voce. L'impotenza riguardava me. Sentivo che non avrei mai fatto nulla per scoprire il segreto di quel fagotto. Il suo aspetto mi incuteva temore e poiché non potevo far niente per dargli un aspetto diverso, lo lasciavo per terra. Quando gli arrivavo vicino stavo attento a non inciamparvi, come se temessi di ferirlo o di metterlo in pericolo. Ogni sera era là e ogni sera il mio cuore si fermava non appena snidavo quel suono e poi tornava a fermarsi quando lo scorgevo. Il suo andare, il suo venire mi era sacro, più ancora del mio. Non lo seguivo mai e non so dove andasse per il resto della notte, del giorno di successivo. Era un essere speciale che forse sapeva di esserlo. Qualche volta fui tentato di sfiorare con un dito molto delicatamente il cappuccio scuro, se ne sarebbe accorto di certo, forse possedeva un secondo suono con il quale mi avrebbe risposto, ma questa tentazione si dissolse ogni volta immediatamente nella mia impotenza. Ho detto che mentre me la svignavo mi sentivo soffocare un'altra sensazione, l'orgoglio. Ero orgoglioso del fagotto perché era vivo, non saprò mai i suoi pensieri. Mentre respirava laggiù, sotto le altre persone, il senso del suo richiamo mi rimase oscuro come tutta la sua esistenza, ma egli era vivo e ogni giorno alla sua ora era là, di nuovo. Non lo vidi mai prendere le monete che i passanti gli gettavano. Forse non aveva le braccia per prendere le monete, forse non aveva lingua per formare la L di Allah e forse il nome di Dio si scorciava in lui, ma era vivo ed emetteva il suo unico suono con uno zelo, una costanza senza pari. Lo emetteva per ore e ore, fino a quando nella piazza immensa non restava che quest'unico suono, il suono che sopravviveva a tutti gli altri suoni. Allora, l'aspetto interessante di questa pagina, meravigliosa secondo me, oltre alla definizione, diciamo così, di un universo che si esprime come suono, oltre alla definizione di una relazione col mondo che è una relazione che passa attraverso l'ascolto e che in questa relazione con l'ascolto si pone come una relazione che inevitabilmente ha il segreto come suo punto essenziale, non so se vi siete accorti, non so quanto sia evidente per voi, in realtà questo testo è una riscrittura canetiana di un racconto che certamente conoscerete, molto celebre, che è l'Odradek di Kafka. Allora, l'Odradek di Kafka, questo strano oggetto, metà rotolino, metà stella, di cui
che è l'oggetto delle preoccupazioni di un padre di famiglia, come recita il titolo del testo, è di fatto il modello di questo racconto. Apparentemente niente in comune, uno è un testo fantastico, questo è un testo di viaggio, e però la cosa veramente interessante è che un elemento, microscopico elemento del racconto di Kafka, non so se ricordate, il suono che questo oggetto fa tra la vita e che non si sa se sia vivo o non vivente, ma proprio perché non si sa se sia vivo oppure non vivente, è la preoccupazione del padre di famiglia che vede in questo oggetto una possibilità di sopravvivenza superiore alla sua esistenza individuale e all'esistenza della sua famiglia. È il rumore che fa del suo riso, che è, dice Kafka, è un'immagine secondo me bellissima, il suono del riso di Odradek è come un fruscio di foglie. Questo fruscio di foglie è il suo riso, quindi è una dimensione acustica che in Canetti diventa la dimensione totalizzante del problema dell'esistere e del non esistere. Questo aspetto mi sembrava molto significativo perché riguarda un altro dei temi centrali della riflessione di Canetti, cioè il tema della metamorfosi, che per Canetti è un tema non solo fondamentale nella sua lotta contro la morte, nella sua confronto da un lato il confronto con la morte, confronto filosofico ed esistenziale che nega e vuol negare alla morte come progetto di vita ogni forma di altezza, ogni forma di nobiltà, ma è anche un rapporto assolutamente imprescindibile della relazione che Canetti pone in atto con la tradizione. La questione della metamorfosi è la questione della scrittura ed è la questione del senso della scrittura per Canetti. Che senso ha la scrittura? Perché la scrittura è scrittura di metamorfosi? La scrittura è scrittura di metamorfosi perché la scrittura è metamorfosi ed è scrittura di metamorfosi come senso etico del significato della scrittura. Cosa vuol dire che è scrittura di metamorfosi? Che attraverso la scrittura chi scrive è in grado di cambiare, muovere, quindi cambiare forma e di assumere le 1000 forme del mondo che stanno intorno a noi. E quindi è il sublime atto di pietà quello della scrittura, cioè quello di farsi trasformarsi. Quindi nei miti di metamorfosi che per Canetti sono i miti fondativi dell'esperienza della letteratura, c'è in figura esattamente questo, cioè la capacità della scrittura di trasformare chi scrive e chi legge in altro da sé e quindi di trasformare la scrittura in un ascolto di voci. Questo elemento è un elemento di nuovo fortemente musicale. Che cosa c'è di più metamorfico della musica? Se pensate al tema dell'ultima opera strumentale di Richard Strauss, Metamorphosen, no? La metamorfosi è all'interno del pensiero della musica, ma soprattutto è all'interno di quella dimensione dell'ascolto, di quella scuola dell'ascolto che per Canetti è il punto, oltre ad essere il titolo di una parte del fuoco del frutto del fuoco, è stata la sua grande quello che lui ha imparato e quello che lui ha trasmesso, perché l'ascolto è l'ascolto e la relazione con una pluralità di voci. Quindi quello che è il lavoro dell'udito, quello che è il lavoro quindi della scrittore e della scrittura, è il lavoro che in qualche modo imita quel Dio che, dice Canetti, ha un udito possente e che entra nel nostro orecchio a renderlo sensibile. E la scuola dell'ascolto per Canetti è nata da Karl Kraus. Quindi l'esperienza di Canetti, che tra l'altro è stato non solo come scrittore un grande ascoltatore di voci, ma come lettore un grande riproduttore di voci. La commedia delle nozze, la sua prima commedia, ha avuto le prime forme di esistenza e di rappresentazione in un teatro totalmente vocale, in cui lui rappresentava tutte le parti da sole, durava 4 ore, e le testimonianze e i racconti, insomma, in una, come vi dicevo, c'era James Joyce, in un'altra c'era Broch, insomma c'era un pubblico interessante, e lui costruiva questo teatro totalmente all'interno della sua voce. Ha preso
appresa da Karl Kraus. Quando il giovane Canetti arriva a Vienna è pazza di Karl Kraus, esiste solo Karl Kraus, la sua grande rivista Fackel, che scriveva tutto da solo dall'inizio alla fine, che correggeva e che leggeva pubblicamente, come leggeva pubblicamente il suo grande lavoro, gli ultimi giorni dell'umanità, riproducendo da solo le voci di centinaia di personaggi. Scrive in uno dei saggi della coscienza delle parole Canetti di questa esperienza. Un altro aspetto interessante di questa costruzione metamorfica della sua opera e di questi diversi generi e registri di genere che lui costruisce, è che di fatto è quasi impossibile, se uno ha perso una citazione, ritrovarla e sapere dov'è. Io prima di venire qui mi era tornato in mente una citazione con cui vorrei concludere. È assolutamente impossibile, se uno non se la sa, ricordarsi esattamente se si trovi negli appunti, se si trovi nella biografia, perché c'è questa sorta di magma continuo per cui ogni pensiero, ogni frase muove ed erra da una struttura all'altra, mantenendo parte del suo profilo e parte cambiandolo. Allora, in questo saggio racconta del suo incontro con Kraus, che racconterà anche nel Frutto del fuoco. Kraus era assillato dalle voci. Una situazione che è meno rara di quanto si pensi, ma con una differenza. Le voci che lo assillavano esistevano veramente nella realtà viennese. Erano frasi staccate, parole, esclamazioni, che egli poteva udire ovunque per le strade, nelle piazze, nei locali. La maggior parte degli scrittori d'allora era gente esperta nell'udire con un orecchio solo, erano disposti a frequentare i loro pari, talvolta per ascoltarli, più spesso per obiettare. È il vizio ereditario dell'intellettuale, comporre di intellettuali il proprio mondo. Anche Kraus era un intellettuale, altrimenti non avrebbe potuto passare le sue giornate leggendo giornali, i più diversi, in cui apparentemente c'era sempre la stessa cosa, ma poiché il suo orecchio era sempre in ascolto, non si chiudeva mai, era sempre in funzione, udiva sempre, egli riusciva a leggere anche quei giornali come se li udisse. Le parole nere, stampate, morte, erano per lui parole sonore. Quando poi le citava era come se facesse parlare delle voci, citazioni acustiche. Ora, questo passo è molto bello perché in realtà ciò di cui sta parlando, come spesso accade nei grandi ritratti, autoritratti in veste altrui degli intellettuali, dei pensatori, degli artisti, sta descrivendo Karl Kraus per descrivere se stesso, cioè sta descrivendo in questa modalità che aveva Karl Kraus di aprire le porte della sua percezione acustica e di riuscire a restituire il suono, la molteplicità. In un altro punto Canetti parla della plurivocità, no? Utilizzando in senso etimologico la polisemia nel senso di tante voci. Ecco, in questa plurivocità di Kraus certamente Canetti sta guardando se stesso, sta cercando di definire qual è il suo lavoro, qual è il suo lavoro in tutti i generi che lui attraversa. Il genere del romanzo, il genere della commedia. Scrive ancora, spiegando che cosa sono queste maschere, queste figure acustiche di Karl Kraus, che poi saranno l'oggetto della sua ricerca e della sua sperimentazione. Karl Kraus mi ha aperto le orecchie. Dopo averlo udito non mi è più possibile non udire. Incominciò con le voci della città intorno, le esclamazioni, le grida, le deformazioni della lingua colte per caso. L'idea è, e questo sarà poi il suo modo, la sua drammaturgia, che ogni personaggio sia identificabile con una voce. Canetti le chiama le maschere acustiche, cioè ogni personaggio è principalmente un modo di parlare, è principalmente un suono, è principalmente un qualche cosa che noi ascoltiamo, che noi registriamo e che noi utilizziamo per costruire una forma, che noi utilizziamo per poter essere riconosciuto e riconoscibile. Ritornerò in conclusione su questo. Tutto ciò era al tempo stesso comico e atroce, e il legame fra codeste due sfere
mi risultò da allora perfettamente naturale. Grazie a lui cominciai a capire che ciascun uomo ha una sua fisionomia linguistica con cui si stacca da tutti gli altri, compresi che gli uomini si parlano sì l'un l'altro, però non si capiscono, che le loro parole sono colpi che rimbalzano sulle parole altrui, che non vi è illusione più grande della convinzione che il linguaggio sia un mezzo di comunicazione per gli uomini, tra gli uomini. Si parla ad un altro, ma in modo che questi non comprenda. Si continua a parlare e quegli comprende ancor meno. Si grida, si torna a gridare e l'esclamazione che nella grammatica vive una povera vita si impadronisce del linguaggio. Le grida balzano qua e là come palle, colpiscono, ricadono al suolo. Di rado qualcosa penetra negli altri e quando accade è qualcosa di distorto. Molto, molto interessante che questo tipo di pensiero, questo tipo di strutturazione è molto simile a Pirandello, ma con un esito completamente diverso. Se vi ricordate il monologo del padre nei 6 personaggi, no? Come possiamo intenderci se ciascuno di noi mette nelle cose che dice il senso e il valore delle cose come sono per lui, mentre chi l'ascolta, eccetera, eccetera. Ecco, quello che per Pirandello diventa la dissoluzione di ogni forma possibile di comunicazione, qui diventa invece il teatro della molteplicità, il teatro del continuo cambiamento di prospettiva. Le maschere acustiche definiscono un'essenza del personaggio come elemento in cui non è interessante e non è pertinente, del quale non è interessante e pertinente lo sviluppo. Immagino di dover andare verso una fine, anche se questo sono disperato, però capisco dai vostri sguardi e dall'orologio e quindi cercherò di arrivare alle conclusioni e poi se avete voglia ne parlo un po' di più. Però volevo comunicare con voi due punti che sono per me importanti e che sono il senso di questa mia possibile lettura. Allora, in un appunto del 42 lui parla, è un appunto che ci permette di ruotare, di andare e di fare un passo oltre, quindi siamo partiti dalla concezione generale della musica, ci siamo mossi verso la questione della fenomenologia dell'ascolto del suono. Le immagini, c'è un'immagine bellissima in Auto da Fè di un sogno di Peter Keane, del poter avere una palpebra auricolare, cioè del poter far sì che l'orecchio possa anche essere selettivo e non solo ricettivo. Questo quando parla la moglie. Ci siamo mossi verso l'idea dell'ascolto e di un teatro di voci, e quindi questo ascolto che mette insieme e permette di risolvere la parziale antinomia tra parola e musica da cui eravamo partiti. E adesso arriviamo a un punto nodale che è quello della forma, un punto nodale per me. Scrive in questo appunto nella Provincia dell'uomo del 42 sul dramma: lentamente mi si è fatto chiaro un punto, che nel dramma ho voluto attuare qualcosa che ha origine nella musica. Ho trattato costellazioni di personaggi come temi. La mia fondamentale riluttanza a dare lo sviluppo, l'evoluzione dei personaggi, come se fossero persone vive, reali, sembra ricollegarsi al fatto che anche nella musica gli strumenti sono dati in partenza. Dall'istante in cui ci si è deciso per questo o quello strumento, ci si attiene ad esso, non si può durante lo svolgimento di un'opera trasformarlo in un altro. Parte del bel rigore della musica deriva da questa chiarezza degli strumenti. Allora, questo è un appunto per me capitale, perché ragiona sul tipo di personaggio con il quale che cerca di elaborare Canetti, e ragiona utilizzando in maniera fluida, in maniera scivolosa la metafora musicale in 2 modi diversi. La prima è: i miei personaggi sono dei temi, sono come dei temi musicali. In quanto temi musicali non sono interessato allo sviluppo psicologico. Quello che mi interessa non è uno sviluppo naturalista, non è un lavoro sulla psicologia del personaggio. Nello stesso modo in cui Beethoven non è interessato alla psicologia di un tema. Per far capire questo discorso fa un passaggio che è un passaggio che tecnicamente non è molto preciso, ma è molto interessante e molto rivelativo, perché chiaramente probabilmente si accorge del problema del fatto che i temi però in musica sono sviluppati. E quindi la similitudine è un po' zoppicante, cioè è chiaro
da dove parte. Il tema musicale serve per dire non c'è evoluzione psicologica, però c'è il rischio di una concezione che invece vada una contraddizione, e allora passa a un elemento timbrico, cioè che cos'è che non cambia, che cos'è che permane? È il timbro, e quindi in un trio per clarinetto, pianoforte e violino il clarinetto ha quel suono lì, e quindi quando io lavoro su un dramma io lavoro come se orchestrassi una partitura. Da questo suggerimento allora diciamo c'è un tentativo, un'ipotesi, che è un'ipotesi che vi propongo, di lettura in senso questa morfologia, per esempio di un'opera come Auto da Fè. Auto da Fè è in 3 parti, e queste 3 parti chiaramente hanno un mondo senza testa, una testa senza il mondo, un mondo dentro la testa. Sono organizzati e costruiti su 2 grandi polarità, su 2 grandi personaggi, diciamo così. Il Peter Keen, che è l'uomo dei libri, l'uomo che vuole vivere il grande sinologo, il grande accademico fuori dall'accademia, l'uomo che vive dei suoi libri e della sua lettura e dell'isolamento da tutto ciò che è il mondo fuori dai suoi grandi volumi cinesi, dalla sua testa, e il terribile accidenti della governante Thérèse, che diventa la faticosissima moglie interessata prima progressivamente a rubargli parte della sua identità e della sua autonomia, e poi soprattutto un'ipotetico rendita e un ipotetico testamento. Allora, se noi li consideriamo effettivamente come suggerisce lui 2 temi, quindi questi 2 non sono solo personaggi ma sono temi, e questo è ben visibile nella costruzione del romanzo, in cui ciascun personaggio definisce un orizzonte molto rigido, cioè il movimento non sviluppa i personaggi risultano di fatto praticamente gli stessi dall'inizio alla fine, non c'è una vera evoluzione, ma c'è una costruzione che intanto mischia gli eventi con il loro particolare modo di visione, con la loro visione degli eventi, con la loro trasfigurazione della realtà, che è talmente lontana, talmente opposta da definire una chiarissima bipartizione. Quindi, se noi immaginiamo 3 parti e 2 temi, è ovvio che il riferimento, diciamo, alla forma più importante della costruzione compositiva viennese, cioè la forma sonata, la forma dello stile classico, in qualche modo rientra, e non a caso, se voi ci pensate, l'organizzazione globale del testo che presenta nella prima parte i 2 temi che si oppongono l'uno all'altro, che si oppongono come l'uno contro l'altro, fino ad arrivare allo scontro e alla fuga, al dover abbandonare il suo spazio. Quindi il primo tema, la prima parte funziona come una sorta di esposizione in cui il luogo è il luogo simbolico, il luogo tonale, potremmo dire, è quello della casa nel quale i 2 temi si confrontano. Un secondo tema, una seconda parte che è una sorta di sviluppo, è l'allontanamento, che cosa succede a Kim fuori, nel mondo di fuori, e la presenza di un tema sussidiario come quello del nano Fischerle, e lo sviluppo, diciamo, delle avventure di quel tentativo di trasportare fuori dal mondo chiuso della sua biblioteca quello che è il suo mondo interiore, che è esattamente l'equivalente di una erranza armonica, no? Il tenere lo stesso tema ma muoverlo in regioni sconosciute e vedere l'effetto che fa. Terzo è veramente una forma di ripresa in cui c'è il ritorno a casa e la globale conclusione e conclusione definitiva dello spazio di Keen, che non solo ritorna a essere quello che è, ma addirittura si salda su se stesso nel rogo finale. A questa struttura, in realtà, e l'aspetto è molto interessante, siamo negli stessi anni in cui Alban Berg lavora sulle forme classiche, montandole una sopra l'altra, utilizzando le forme classiche per scrivere e poter ragionare su un linguaggio che è la completa negazione delle forme classiche stesse. Cioè usa le forme classiche, il Wojciech, sapete benissimo, è costruito in una forma di enciclopedia delle forme possibili. Ogni scena è una forma musicale specifica. Nel Kammerkonzert il brano,
il movimento finale è una sovrapposizione del primo e del secondo movimento, cioè sono forme classiche che vengono riutilizzate per sperimentare qualche cosa di nuovo attraverso l'immissione all'interno di queste forme classiche di un linguaggio completamente diverso. Così come prova a fare Canetti, utilizzando delle forme che sono delle forme di tipo sintattico, morfologico, musicale, riempiendole di qualche cosa che è totalmente altro come il linguaggio. E non solo c'è questo elemento, diciamo così, tripartito e riconoscibile di una forma classica, ma al suo interno, come composizione di elemento, c'è tutta una scrittura di tipo leitmotivica, cioè di elementi che ritornano, in cui gli stessi elementi funzionano come nel melodramma wagneriano, che Canetti odiava peraltro, come costruzione di nessi. Per esempio la cecità. La cecità diventa una figura che continuamente ruota, che continuamente passa da un tema all'altro, quindi o l'incendio che viene prefigurato nelle pagine iniziali e diventa la grande conclusione con il grande sonoro riso di Keane sulla sua morte. Ultima cosa però, quello che a me interessa è che in realtà quello che a me sembra è che in questo lavoro sulle forme, questo lavoro sulle forme che ha a che fare con un discorso di ascolto e con un discorso musicale, in realtà quello che crea Canetti non è una forma di retrospettivo ricordo di qualche cosa che è passato, per quanto trasfigurato, ma che in questa trasfigurazione che le forme permettono cambiando i materiali, in realtà lui prefigura qualche cosa che è completamente nuovo. Cioè quello che in realtà la scrittura di Canetti, come vi dicevo, sia la scrittura più coesa, quella del romanzo e della drammaturgia, cioè quella più, diciamo così, tradizionale, sia quella invece della scrittura di appunti, quindi della scrittura proteiforme, della scrittura mobile, della scrittura magmatica, in realtà è un qualche cosa che per la letteratura è completamente nuovo. Ed è la scrittura, e questa secondo me è la grande invenzione di Canetti, è la scrittura della massa, cioè la scrittura di quello che lui teorizzerà, e quindi di nuovo l'elemento disparato invece si scopre assolutamente coeso, perché il suo problema era quello della rappresentazione della massa, che qui diventa oggetto di una riflessione, parte antropologica, parte simbolica. Non a caso una delle figure della massa, di questo concetto della massa, di questo concetto della disindividualizzazione dell'individuo, che nasce, guardate come tutto si tiene, nasce da un'esperienza biografica, nasce dalla tragica consapevolezza di quello che succede all'individuo quando diventa massa, del bisogno dell'individuo che diventa massa, che è un'esperienza epocale e generazionale per lui. Questa disindividuazione dell'individuo che si costruisce attraverso delle forme di reazione all'altro, di accrescimento progressivo, è qualcosa su cui lui riflette, ma è qualcosa che lui narra. La sua narrazione è una narrazione che è costruita per elementi in cui l'individualità, attraverso la reiterazione, progressivamente perde il senso dell'individualità e costruisce un effetto massivo, un effetto globale, un effetto di organismo unitario. Ora, l'aspetto, chiudo, smetto, giuro, l'aspetto che a me sembra particolarmente interessante è che in questa lunga avventura concettuale, che è da un lato di sperimentazione della scrittura, dall'altro di riflessione sulla scrittura e dall'altro ancora di riflessione attraverso la scrittura, in realtà quello che fa Canetti è anticipare un tipo di linguaggio musicale che è quello delle avanguardie, non del primo da cui lui parte, ma del secondo Novecento, in cui, se possiamo immaginare un tratto comune nelle esperienze più radicali, è esattamente la perdita di senso dell'elemento individuale, cioè quello che distingue le grandi opere di autori come Ligeti o come Xenakis o anche come l'ultimo Boulez, è proprio la negazione di quello che era invece fondamentale ancora per Berg, cioè il fatto che quella serie avesse un profilo in qualche modo identificabile. Quello che invece costruisce una delle grandi avventure della nuova musica nella seconda metà del Novecento è proprio il tentativo di disindividuazione del particolare, dell'elemento musicale, alla ricerca di una costruzione di oggetti sonori che sono degli oggetti sonori che sono massa, che si configurano come massa, che
si costruiscono per aggregazione e disgregazione, esattamente come le masse che Canetti ha descritto in Massa e Potere e rappresentato nei suoi testi. Va bene, basta. Esatto. Grazie a Nicola Ferrari per questa sua conferenza molto colta, complessa, se posso dirle, perché ha dei richiami a elementi letterari e musicali connessi, ma che chiedono anche una conoscenza che forse non tutti abbiamo. Ci sono degli interventi? Ci sono delle domande? Prego. Devo essere il primo, no? No, credo che siano tante le domande che sono venute in mente a chiunque ha ascoltato questa davvero molto bella conversazione, non dico relazione che è troppo accademica, una gran bella conversazione. Credo per parte mia sarei andato avanti ad ascoltarla ancora per un'altra oretta con sua soddisfazione, immagino. Tante domande, dicevo, mi limito a due, come dire, anche abbastanza modeste. La prima, gli appunti, il genere degli appunti su cui lei diceva, una forma breve. In sintesi, qual è la specificità di questo, degli appunti, come li pensa e li gestisce Canetti rispetto ad altre forme brevi tipo il frammento? Uno pensa a tutte le cose di Nietzsche, i frammenti di Nietzsche, oppure l'aforisma, che sono forme brevi utilizzate nel Novecento, da cui lui però si smarca. La seconda cosa, ovviamente, anche io lo chiedo memore della sua grande tesi di dottorato sui rapporti strutturali sui rapporti fra strutture musicali e strutture narrative. Un confronto, Canetti alla musica, Thomas Mann è la musica, Proust è la musica. Credo che sarebbe un argomento su cui lei ci parlerebbe per 3 ore, almeno un'ora a testa. Però ecco, in sintesi, qual è la differenza, ecco, se lei dovesse sintetizzare, questi 3 usi della musica rispetto alla pratica letteraria, rispetto alla strutturazione del testo narrativo con la musica? Grazie. Altre domande? Lasciamo. Allora, rispetto agli appunti la domanda è più difficile in realtà. La prima risposta è che in realtà, per esempio, la questione dell'aforisma o del frammento sono inglobati. Quindi una delle specificità è che non c'è un'unità stilistica, diciamo così. Cioè ogni pensiero ha a che fare con una diversa rielaborazione della forma, per cui c'è il frammento vero e proprio, c'è l'aforisma, quindi il gioco, la capacità di accendere in una frase un pensiero, c'è lo sviluppo, insieme però a documenti che sono documenti, per esempio, di aneddoti biografici che non hanno che possono essere, che sono talmente strutturati come aneddoti da poter essere poi trasferiti in maniera quasi massiva all'interno dell'autobiografia. Ci sono degli elementi molto interessanti, questo è un altro aspetto significativo che lui stesso teorizza, di relazione con l'io che sta enunciando, cioè il narratore, perché alcuni di questi sono in prima persona, diciamo così, cioè si rivolgono a se stesso come un io, altri si rivolgono a se stesso come un egli, altri si rivolgono a se stesso come un tu. C'è un gioco continuo delle maschere acustiche, come delle maschere pronominali come elemento di distanziamento e di avvicinamento. E quindi c'è un continuo passaggio da un elemento più propriamente speculativo a un elemento biografico che diciamo tende a non riuscire a esaurirsi mai. Volevo leggervi una delle sue riflessioni, un meta appunto, cioè uno degli appunti che lui scrive sugli appunti, spero di trovarlo velocemente, pagina 171, se mi ricordo bene. Sì? Ve lo leggo? Posso? Sì?
Solo nelle sue frasi sparse e contraddittorie l'uomo può recuperare se stesso, conseguire la propria integrità senza perdere ciò che più conta. Questa tensione tra la dispersività e la concentrazione, cioè il fatto che la dispersività sia l'unico modo per ritrovare una forma di identità. Può ripetersi, percepire il proprio respiro, conoscere le proprie mosse, fondare il proprio accento, provare le proprie maschere, temere le proprie verità, far evaporare le proprie menzogne finché non diventino verità, infuriarsi a morte e scomparire ringiovanito. Ecco, questa dimensione mi verrebbe da dire, questo forse è l'elemento che per me è più significativo, che ci sia un pensiero di massa attraverso la stessa costruzione di questi appunti, cioè che questi elementi siano dei materiali che prendono significato, che sono materiali frammentari ma che prendono paradossalmente il loro significato solo dall'essere messi insieme. Questo è quello che penso. Rispetto all'altra domanda, è domanda capitale per la mia vita, oltre che per il resto, direi che è molto più facile mettere insieme Mann e Proust. Quello che hanno in comune Mann e Proust nell'adozione di morfologie di tipo musicale è la piena coscienza di quello che stanno facendo. Cioè in entrambi è ben deciso, teorizzato ed espresso quello che loro stanno facendo. In Proust principalmente perché la morfologia musicale, che è quella sostanzialmente di Thomas Mann, è fondamentale come esercizio di comprensione dell'attività del ricordo, cioè la musica è l'arte del ricordo, è l'identità, è la costruzione del significato attraverso il ricordo. Per Proust l'elemento della ripetizione esiste nella vita come esperienza, diciamo così, platonica, cioè è solo il ricordo che salva l'accidentalità dell'esistere e la scrittura è questo, attraverso la sua ripetizione memoriale. Cioè che cos'è che salva questo mondo che si disgrega nel tempo? La possibilità di quella ripetizione, quella sorta di ripetizione che dà una diversa consistenza ontologica all'elemento accidentale. È una relazione con la di salvare la casualità attraverso quell'atto di memoria che è principalmente l'atto della scrittura. E per Proust questo modello è un modello musicale, perché il tema, l'elemento musicale acquista senso solo attraverso la ripetizione, cioè attraverso un atto di ricordo. Secondo Proust la grande lezione della forma musicale è la lezione del ricordo, cioè è il ricordo fatto forma. Come fa a funzionare una sonata di Beethoven o un brano di Brahms o un dramma di Richard Wagner? Attraverso un sistema di ripetizione che dà significato nel momento in cui ritorna. Un tema è significativo solo quando ritorna, non quando si presenta. Molto simile in Thomas Mann, anche se per Thomas Mann è probabilmente legato a un'esperienza più di tipo costruttivo, quindi è più un'esigenza di tipo formale che un'esigenza di tipo ontologico come in Proust. In Thomas Mann però certamente l'elemento della costruzione musicale è fortemente legato anche all'eros dell'elemento musicale, quindi a questo elemento mediterraneo della musica come desiderio. E quindi la costruzione di un testo letterario di altissima astrazione, di altissimo spessore concettuale. Mi ricordo sempre quello quando lei parlava della Zauberberg, della montagna magica, no? Come uno dei grandi testi di tutto il Novecento. L'unione, diciamo, di una strutturazione così di conversazione astratta, di conversazione speculativa, e il fatto di utilizzare delle strutture che sono invece delle strutture di relazione che derivano dal mondo mitico musicale di Richard Wagner, permetteva probabilmente una modulazione di quello che Thomas Mann stava cercando di fare come compresenza. In Canetti tutta questa dimensione cosciente non c'è. Quindi non c'è nessuna volontà di emulare dei temi. È invece una dimensione più globalmente della musica come fenomeno non specifico, quindi non con una forma specifica, anche se poi le forme evidentemente
uscivano, ma una dimensione musicale come dimensione dell'ascolto, ecco, forse. L'elemento dell'eros è un grande problema per Canetti. L'elemento dell'eros e del desiderio non è certamente, almeno direi, non è il problema, è il grande assente, certo, in generale è il problema assente di Canetti, è il problema esorcizzato da Canetti, e quindi quell'aspetto lì è molto interessante. Non c'è alcun elemento della seduzione del suono, che invece la presenza del suono come seduzione è presente tantissimo in Proust, legato e tantissimo in Thomas Mann, per il quale rappresenta l'elemento mediterraneo e problematico, no? il problema, l'eredità materna di Tonio Kröger, per intenderci. Per Canetti invece non ci sono pagine dedicate al piacere sensuale dell'ascolto, è tutto un piacere di un ascolto che è un ascolto sulla parola. Per questo c'era quell'ambiguità quando diceva sì, la musica però rischia di far scivolare le parole, di questo lui ha certamente paura. Domanda del tutto estranea da persona che non sa queste cose. La famiglia di Canetti è una famiglia sefardita, è molto importante la figura materna, se ho ben capito. C'è qualche collegamento della cultura ebraica in Canetti, e se sì, a suo avviso, da che punto di vista? E la seconda cosa che le dico è questa. Ho capito bene, lei pensa che per esempio in Auto da Fè non ci sia un'evoluzione psicologica dei personaggi? Io credo di avercela letta. Magari mi sbaglio, diciamo. Allora, questo no, è una mia lettura personale. Io sono partito in realtà più che da quello dalla riflessione di Canetti. No, nel senso che principalmente mi rifacevo all'idea di Canetti di non essere interessato a una questione di evoluzione. In realtà lei percepisce in quali personaggi, per esempio? Del personaggio di Auto da Fè. Cioè di Peter Keen? Sì, Peter Keen. Quindi la sua fissità, uh-huh. Perché per certi aspetti è una sua fissità, forse intorno a questo mondo è questo però, dal mio punto, però probabilmente sbaglio, però dal mio punto di vista l'effetto di evoluzione è un effetto, anche in questo senso molto è ciò che ruota intorno e rispetto al quale lui cambia, ma in realtà il suo tipo di affezione fantasmatica con il mondo è all'inizio e alla fine, tanto è vero che quando lui esce fuori dalla casa lui ha la sua biblioteca nella sua testa. E lui ricostruisce la sua biblioteca esattamente, e all'inizio i lettori e lettrici sono un po' spesati perché non si capisce se stia parlando, è vero, cioè sta comprando i libri o finché non arriva a Fischerle e che gli tira fuori 500 volumi enciclopedici dalla testa, allora si capisce. Per quanto riguarda la questione ebraica e la questione della madre, allora la madre è fondamentale. La madre come sappiamo è una figura molto complessa di relazione, una figura molto dura con il quale Canetti si trova a doversi confrontare tutta la vita, e il gioco degli occhi finisce con una delle più commoventi, secondo me, evocazioni della morte della madre, diciamo forse secondo solo la morte della nonna di Proust. Cioè c'è questo, non casualmente la sua biografia finisce con la morte il suo romanzo di formazione finisce con la morte della madre, e l'esercizio dell'ultima invenzione, quando la madre non voleva più vederlo perché era gelosa, diciamo così, di Vesa, cioè di quella che sarebbe stata una delle compagne della vita di Canetti, non vuole più vederla, sta morendo a Parigi e il fratello lo chiama, lui va, non sanno come lei avrebbe accolto, e lui inventa l'ultima grande invenzione, cioè ti ho portato le rose, che aveva ovviamente comprato dal fioraio sotto casa, ti ho portato le rose originali, e lei finge di giocare a questo gioco, e però tutta la conclusione è nella conclusione di un legame di voce, di un legame di parola. Se volete poi vi leggo sul finale perché è veramente... però prima, rispetto alla sua domanda che si collega perfettamente a quanto lei diceva, è chiaro che questa dimensione dell'ascolto
a partire dalla dimensione dell'ascolto siamo in una dimensione ebraica, cioè la cultura dell'ebraismo è stata nella sua grande avventura europea una cultura del libro e una cultura dell'ascolto. È un Dio che molto spesso è voce, è suono ed è fuoco, e l'elemento del fuoco, che è un elemento fondamentale per Canetti, non solo perché in Auto da Fè finisce appunto con Auto da Fè, ma perché il fuoco è uno dei quelli che Canetti chiama simboli della massa, simboli di massa, cioè di quei fenomeni che non hanno a che fare con gli esseri umani, ma che permettono di capire che cos'è un fenomeno di massa, perché è un fenomeno in cui ci sono elementi uguali che si riproducono, che divorano il mondo, che si esauriscono. Vi leggo che è la cosa. Sì. Allora, voleva star solo per parlare con lei. Per alcuni giorni rimasi vicino a Georg, e il fratello, e lui che voleva star solo per parlare con la madre, nel timore che si facesse del male dopo la morte. Poi mi pregò di lasciarlo solo 2 o 3 giorni per stare con lei, era ciò che desiderava, per sé non chiedeva altro. Mi fidai di lui e ritornai il 3° giorno, non voleva lasciare la casa in cui lei era stata malata, si sedeva sulla sedia sulla quale aveva trascorso le serate accanto al letto e continuava a parlare. Per lui fintanto che diceva le vecchie parole, lei era ancora in vita. Non voleva ammettere che non potesse più udirlo. La voce della mamma era diventata così fievole, non era nemmeno un soffio, ma lui la udiva e continuava a parlare. E poiché lei voleva sempre sapere tutto, le raccontava della sua giornata, della gente, di insegnanti, di amici, di passanti per la strada. Ricordava come allora, come quando ritornava dal lavoro. Adesso non andava più in nessun posto e tuttavia aveva da raccontare, inventava per lei, ma non se ne faceva un rimprovero, e infatti ogni invenzione era lamento, un sommesso, monotono, incessante lamento, poiché forse tra poco lei non avrebbe più udito. Lui voleva che nulla finisse, tutti i gesti, tutte le incombenze continuavano sotto forma di parole. Le sue parole la svegliavano e lei, che era morta soffocata, aveva di nuovo il respiro, la voce era intima e sommessa come allora, quando lui la scongiurava di respirare, non piangeva per non perdere uno solo dei momenti di lei. Quando era seduto lì, su quella sedia dove l'aveva davanti agli occhi, non si permetteva nulla che potesse degenerare per lei in una perdita. L'evocazione non finiva mai. Io udivo quella voce che non avevo mai conosciuta, pura e alta come quella di un evangelista. Non avrei dovuto udirla perché lui voleva star solo, ma la udivo perché ero preoccupato e mi domandavo se potevo lasciarlo solo come lui desiderava, e saggiavo a lungo quella voce prima di decidermi. Mi è rimasta nell'orecchio per tutti questi anni. Come si saggia una voce? Che cosa non si riesce più a trovarvi? Che cosa può ispirare fiducia? Se ho del parlare sommesso alla morta che lui non abbandonerà mai, pur senza seguirla, alla quale lui parla come se avesse ancora in sé tutta la forza per trattenerla, e questa forza appartiene a lei e lui la dà a lei deve sentirlo. Si sta in ascolto, come se lui le cantasse qualcosa sottovoce, non di sé, nessun lamento, solo di lei. Soltanto lei ha sofferto, soltanto lei può lamentarsi, ma lui la consola e la evoca e le promette sempre di nuovo che lei è ancora lì, lei sola, con lui solo, nessun altro. Ogni persona la disturba, perciò lui vuole che io la lasci solo con lei 2 o 3 giorni. E sebbene sia sottoterra, lei è lì, distesa dove è sempre stata durante la malattia, e lui va a prenderla con le parole e lei non può abbandonarlo. Ringrazio ancora grandemente Nicola Ferrari e dico solo che ci sarà una prossima conferenza che non è indicata qui oggi, che sarà giovedì prossimo, dove 3 storici parleranno di Pasquale Paoli, quindi una questione che riguarda la Corsica e problemi di non poco conto relativamente alla storia di questo paese. Grazie ancora, grazie.